Prima. Tonino Scala, scusi, io volevo prima continuare il ragionamento con Chirico, che è il capogruppo della PDL, però l'assessore Di Poldo mi ha un po' spiazzato quando mi ha detto, in verità non lo sapevo, che anche il sindaco De Luca ha richiesto i City Angels a Salerno, quindi anche questa posizione. Ma il sindaco De Luca fa molte cose naif, ad essere sinceri. Quindi lei ritiene che perché ultimamente si è accorto che i problemi di Salerno erano legati ai barboni, che lui ha chiamato pancabestia, che deturpavano l'immagine della città di Salerno. Nella stessa piazza si spaccia la droga, la piazza Ferrovia, dove c'erano i barboni, però lui si è preoccupato dei barboni, quindi ha una visione forse un po' miope della sicurezza. Io dico la verità, resto spiazzato, perché mi aspettavo dal servizio anche le ronde napoletane. Questa è un'operazione di altro tipo, è un'operazione di solidarietà che viene fatta di notte. D'altronde le ronde non possono ancora partire. Sì, ma l'idea con la quale nascono le ronde è tutt'altra. Certo. È tutta un'idea che nasce dalla Lega Nord per dare sicurezza ai cittadini, e il nemico, tra virgolette, è l'immigrato. Sì. E il governo bene ha fatto a tentare di aprire una vera e propria guerra tra gli ultimi e i penultimi. Ha armato i penultimi con il randello e ha detto: fatevi da solo giustizia. Questo è un qualche cosa di indescrivibile e di assurdo in uno Stato. Le critiche pesantissime del Vaticano, proprio da quello che sta dicendo. Perché a dire la verità anche la Chiesa ha fatto operazioni di questo tipo, cioè quello che accade la notte a Castelvolturno con i padri comboniani che tentano il recupero delle prostitute e aiutano le prostitute sulla Domiziana, altro non è che un'operazione di questo tipo che viene definita in un altro modo. Qui forse si è voluto un po' americanizzare, si è voluto dare più quest'idea di quello che accade negli Stati Uniti, ma alla fine si tratta di semplice opera di volontariato, perché l'operazione sicurezza è un'operazione che spetta solo ed esclusivamente alle forze dell'ordine. Noi dovremmo, perché poi quest'hanno un costo, le ronde, significa fare delle vere e proprie convenzioni con i comuni, appunto. E forse questi fondi potrebbero servire realmente a dare incentivi alle forze dell'ordine che hanno stipendi da fame. Una cosa, io condivido in pieno, però il dato vero è che se vengono viste come provocazione, così come è stato fino a questo momento, cioè un movimento spontaneo di cittadini, può essere la provocazione che il cittadino fa allo Stato, fa al governo. Nel momento in cui il governo, qualunque esso sia, non sto attaccando il governo Berlusconi, di problemi sulla questione sicurezza l'ha fatta anche il governo Prodi, il governo D'Alema, il governo Dini, l'hanno fatta anche i governi di centrosinistra, ma quando il governo pensa di poter risolvere il problema mettendo il cappello sulle ronde, allora c'è da interrogarsi realmente, perché io quando sento le ronde mi vengono in mente più quei film di Walter Chiari e Tognazzi dove si ridicolizzavano già a quell'epoca le ronde. Vabbè, ecco, bentornati con noi in diretta. Tonino Scala, dicevamo prima, governi di sinistra e governi di destra non investono in sicurezza. I dati sono, come dire, proprio allarmanti, scioccanti, voglio dire. 167 macchine ferme ad oggi nella questura di Via Medina, questo è un dato proprio ufficiale di oggi. L'oggettivo è che appunto io non è che voglio salvare i governi precedenti, anzi sono stati commessi tutta una serie di errori. Purtroppo non si è pensato a fare investimenti in sicurezza e non si è pensato soprattutto a fare investimenti in sicurezza per quanto riguarda il Sud, perché io qui condivido con Lucariello che ha idee sul Sud e sul Regno di Napoli. Purtroppo noi veniamo considerate ancora parte del d'Italia e quindi il problema deve essere affrontato e risolto in modo parziale, con la solita assistenza. Questo è un limite che ha avuto il centrosinistra, questo è un limite che continua ad avere il centrodestra. Il problema della sicurezza è un problema molto serio. Io comprendo che si attacca anche la questione dell'intervento da parte dell'esercito, perché forse quei soldi potevano servire
a finanziare carabinieri e polizia, però quello è stato un tentativo, io da uomo di sinistra forse non dovrei dirlo, però è stato un tentativo per aiutare le forze dell'ordine, perché il problema serio è che oltre ai mezzi bisognerebbe fare nuove assunzioni. Quell'operazione, così come ci sono state le operazioni negli anni 90, così come ci sono stati i Vespri siciliani, è servita ad avere le forze dell'ordine a presidiare purtroppo le strutture pubbliche, procure ed altri uffici, e possibilità alle forze dell'ordine di poter fare il proprio lavoro, perché il dato ancora più assurdo è che il più delle volte le forze dell'ordine devono fare compiti non propri, cioè devono vigilare in strutture pubbliche, devono stare sotto le procure, quindi quella è stata un'operazione, un tentativo forse ancora a breve, perché io non sono per la militarizzazione, cioè i militari possono servire realmente a presidiare queste strutture e dare la possibilità a polizia, carabinieri, guardie di finanza di fare il proprio Sentiamo lavoro. un attimo Tonino Scala, presentiamo l'ultimo libro, Da onorata società a SPA, il salto di qualità della camorra. Puoi chiudere tu? Ma io voglio chiudere sul Napoli, anch'io penso come Lucariello che il crollo oltre che fisico sia anche psicologico, ma speriamo che domenica ci sia un buon risultato e che possiamo tornare di nuovo a sperare.